che sono arrivati già in Brasile in pace, in sicurezza e continuano là, Signore, a fare la tua opera. Come ha detto lui a me, bisogna andare perché se sono qui non posso curarti, ma se vado posso curarti. E così, Signore, lui è andato per continuare a curare noi che la Chiesa ci ha inviato per fare la tua opera, la missione che tu ci hai dato, Signore. Grazie della nostra Chiesa, dei nostri fratelli che operano, che amano, che contribuiscono, che sostengono in preghiera e anche, Signore, tramite la loro contribuzione economica per mantenerci qua. Ringrazio, Signore, per la Chiesa qua di Firenze, la nostra sede locale, che tu possa, Signore, dare la crescita, perché sento nel mio cuore che un tempo nuovo sta arrivando, Signore. E questo tempo, Signore, sarà un tempo di risveglio e di rinnovamento. Io so, Signore, che quelli che non fa, farà, quello che non è, sarà, perché tu stai a chiamare e la tua voce, Signore, è inconfondibile. La tua voce fa calmare, Signore, la tempesta. La tua voce apre porte, Signore. La tua voce mette in diritti la strada, Signore. Indirizza ognuno che è perso, come tu, Signore, sei andato in via di Emmaus a raggiungere quei due. Signore, così sia nella nostra vita e nella vita dei nostri fratelli che purtroppo per qualsiasi cosa che non sappiamo sono lontani, ma tu sei il buon pastore che raggiungere la pecora e la riporti, Signore, nel nome di Gesù. Fai, Signore, cose nuove come tu ci hai detto e che possiamo viverle, Signore, perché tu, Signore, ci proponi una nuova strada, un nuovo tempo. Alleluia, Signore. Dà forza al deboli, alza il caduto, rinforza la tua Chiesa. Ti prego, Signore, per tutto il programma che questo culto stamattina possiamo, Signore, non ricevere soltanto, ma che possiamo anche dare gloria, che possiamo dare gloria, che possiamo dare gloria al tuo nome, Signore, perché la tua parola dice: chi respira lode a Dio. Ramando vrascerimi come se. Signore, ti prego, manda via le infermità, guarisce stamattina il malato. Signore, soffia il vento di guarigione qua dentro questa stanza. Spirito Santo, riempi ogni cuore, riempi ogni vita. Togli il vuoto, Signore, togli il vuoto con la tua presenza. È nel nome di Gesù, è nel nome di Gesù, è nel nome di Gesù che ti prego, Signore. Grazie dei miei fratelli che sono venuti da lontano, Signore. Grazie della loro vita, della loro fatica, del loro impegno. Signore, tu hai una ricompensa. Tu hai risposta. Tu hai conferma. Oh, remantui che vi a sé. Signore, tu hai mandato Mosè fino al Mar Rosso e li ha accompagnato, Signore, l'esercito di Faraone. Li ha accompagnato Faraone, li ha accompagnato le spade, le lance, ma fino lì, più avanti, no. Io so, Signore, che tu hai messo limiti al nostro nemico, alla spada che si è alzata contro di noi. Tu hai messo limiti, Signore, all'opprobrio, alla vergogna, alla persecuzione. Ah, Signore, tu hai messo limiti. E so, Signore, che i limiti sarà, Signore, quando la tua gloria verrà dimostrata fra i popoli della terra. E la tua parola dice che tutti, Signore, hanno saputo
cosa tu hai fatto lì nel Mar Rosso, così sia, Signore, nella nostra vita oggi. Dimostra la tua gloria, che tutti quanti, quelli che sono venuti da lontano e quelli che sono venuti da vicino, che possiamo tutti sperimentare, Signore, la tua gloria. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen. Dio è qui con noi, alleluia, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Ancora. Dio è qui con noi, alleluia, sicuro come l'aria che canta, Chiesa, sicuro come il sole sorge, sicuro come sto cantando lo puoi sentire, lo puoi sentire. Qui in questo istante lo puoi sentire dentro al tuo cuore, lo puoi trovare in tutti i tuoi problemi, lo puoi sentire, Dio è qui. Amen? Lui è qui o no? È vero. Io sono sicuro che Lui ascolta la nostra preghiera. Ah, ma non rispondi. Ci sono cose che Lui non risponde, ma una cosa che so è che Lui ascolta. È vero o no? La parola dice questo, le mie orecchie non sono tappati per non sentire la vostra preghiera. Allora, fratelli, io sono sicuro che Lui sente e noi non abbiamo controllo di avere la risposta, ma abbiamo la possibilità di pregare, e quanto di più preghiamo, di più clamiamo, il Signore è sempre lì ad ascoltare e nel momento giusto risponderà. Amen? Gloria a Dio, che il Signore benedica. Sono felice che c'è la famiglia missionaria da Belluno, il nostro pastore Vito, la missionaria Giuliana, e accompagna loro il nostro caro fratello Gianluca. Gloria a Dio, siamo felici con la loro presenza. Alziamo le mani così e diciamo gloria a Dio. Io non dirò benvenuto perché qui è casa loro, amen? E nella loro casa non si dice benvenuto, è vero o no? Siamo felici per il ritorno del pastore, della missionaria, la presenza di Gianluca che fa parte anche di questa chiesa, amen? Perché la chiesa di Gesù è una sola, alleluia, amen? Gloria a Dio. Mettiamoci seduti, accomodatevi e seguiamo con il programma che abbiamo stamattina per lodare e ringraziare il nome del Signore. Dove è il nostro diacono Wallace? Vieni. Vorrei ringraziare ai fratelli, a Wallace, perché in questo periodo di assenza, insieme alla Chiesa, quando parlo il suo nome non è che lo faccio speciale, lo è, però è lui che nella mia assenza risponde e insieme alla Chiesa ha portato con tutti i fratelli l'opera del Signore che non si ferma, è vero o no? Non si ferma. E nel suo nome voglio ringraziare tutti, tutti. Amen? Io so che non c'è grande né piccolo qui, siamo tutti fratelli e il grande chi è? È il Signore, è Lui il grande. Amen? E Lui condurrà, continuerà con tutto il programma come fa sempre, distribuendo con la Chiesa e facendo l'opera del Signore. E noi siamo qui a servire il Signore insieme. Amen?
con la pace di Dio, amen? È un piacere vedere i pastori con noi qua, amen? Volevo lasciare un versetto per la Chiesa, solo un versetto semplice, dopo darò l'opportunità agli altri fratelli, amen? Salmi 117, amen? Tutti abbiamo trovati? Salmo 117. Hoje, in questa mattina, siamo qua per lodare l'Eterno, amen? Alzate, già che il fratello si è alzato, siamo tutti insieme, così leggiamo la parola di Dio. Salmi 117. Amen? Lodate l'Eterno, voi nazioni tutti, celebratelo, voi popoli tutti, perché grande è la sua benignità verso di noi, e la fedeltà dell'Eterno dura per sempre. Alleluia. Amen? Che in questa mattina lodiamo l'Eterno, amen? Siamo tutti qua per questo. A Lui la lode, l'onore, e tutto viene da Lui e tutto torna a Lui. Volevo invitare il fratello Gianluca per dare una parola e dopo così seguiamo il culto, amen? Pronto? 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 Salve a tutti i fratelli e sorelle. Io non sono abituato a parlare in pubblico, comunque sono contento di essere qua. Il viaggio è stato lungo, ma il Signore ci ha protetto e voglio benedire tutti voi in nome santo di Cristo Gesù. Amen. Amém, Chiesa? Volevo invitare il nostro presbítero Thales, così lui dà una parola e dopo proseguiamo il culto. Ah? Non cantou não? Allora, Thales, aspetta un attimino. Sorella Lemes, così lei fa inno di lode, amém? Io pensavo che già aveva cantati. Va bene. Così la sorella Nemi canta inno di lode e così diamo il prosseguimento al culto. E dopo te, Thales, va bene? Pace a tutti, è una benedizione grande questo giorno, amen. Come Chiesa siamo veramente molto benedetti. Prima perché Dio è con noi, amen. Secondo perché abbiamo tanti invitati, bueno, il pastore ha detto sono di casa, però non è che ci vediamo spesso. Siamo molto contenti. Così lodiamo il Signore con il numero 160. Benedizioni abbondanti, questo ha promesso il Signor, dono per noi consolanti, pegni del suo grande amor, piogge abbondanti, piogge di spirito vogliam, stili di grazia e abbiamo
gioia chiediam, benedizioni abbondanti, manda dal cielo, Signor, risvegli vivificanti, che cambiar possano i cuor, piogge abbondanti, pioglie di spirito vogliam, stili di grazia abbiamo, ma una gran pioggia chiediam, benedizioni abbondanti, possano adesso cader, mentre preghiamo anellanti, e te vogliamo i pensier, pioglie abbondanti, pioglie de spirito vogliam, stili di grazia abbiamo, ma una gran pioggia chiediam. Gloria a Dio, gloria a Dio. È così, fratelli. È quello che dobbiamo anelare. 453. Gloria a Dio. Oh, che beato quel giorno per me, quando Gesù mi salvò, quando per grazia la vita mi die e nel mio cuore entrò. Ero lontano e senza il Signor, ora son salvo per fe. Vita eterna e gioia superna prepara il Signore per me. Solo Gesù può darti pace al cuore. Solo Gesù che ci portò l'amor. L'amor te passerà e salvezza ti darà. Quando Gesù accetti nel tuo cuore, un nuovo cuore mi diede il Signor, or vivo solo per fe. Non so più schiavo del mal, dell'error, mi liberò il mio Re. Quando ai suoi piedi gli chiese perdon, il suo amor mi mostrò. In un istante mutuò la mia mente, il cuore la pace trovò. Solo Gesù può darti pace al cuore. Solo Gesù che ci portò l'amor. L'amor te passerà e salvezza ti darà. Quando Gesù tuo cuore, quale speranza Gesù mise in me, mutato il corpo sarà. In un momento io vedo
amor te pazzerà e salvezza ti darà. Quando Gesù accetti nel tuo cuore. Gloria a Dio, gloria a Dio. Lasciamo così oggi, abbiamo tanto di voler ascoltare e così continuiamo a lodare al Signore. Pace a tutti. Fratello Thales, amém? Presbítero Thales. Lui porta una parola di Dio a noi, amém? In questa mattina benedita dal Signore. Pace a tutti, glória a Dio. Estou joioso hoje porque Dio está em meio a nós. Dio é o motivo, não sei se diz così, da nossa joia. Se Dio está em meio a nós, toda paura vai via, porque Dio cambia a nossa emoção, não? Ele cambia. Onde Dio está, não se pode estar da mesma maneira, porque Dio cambia tudo. Vorrei condividere com voi uma veloce parola que está na prima lettera di Pietro, capítulo 5, versetto 6 e 7. Primeira Pietro, capítulo 5, versetto 6 a 7, dice così la parola di Dio. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Ele ha cura di voi. Então, fratelli, eu não sei se o segredo, como se diz? E o segredo de tudo é humilhar. Porque tudo o homem, la sua essência é arrogante. Tudo o homem tem uma inclinação própria a questo de estar arrogante, mas Dio, em sua parola, nos invita a voluntariamente a humilhar-vos, como se diz? Humilhar-se, porque só Lui é grande. Só Lui é grande. Só Lui é grande. Se temos isto na nossa testa, humilhar será fácil. Será fácil, porque isto é exercício, se diz così, exercício, o ato de humilhar-se. É um exercício. Então, o segredo para sermos ser exaltado é humilhar-se. Porque se nós não humilhamos, se nós não te humilhamos, aí Dio te abate. É um princípio isso.
você vejamos isto na vida de Giuseppe. Prima di tutti Dio umilhou, dopo exaltou. Amém? Come si dice, mi desculpe, me dispiace perché sto imparando, mas é isso que Deus colocou no meu cuore hoje, amém? Que Deus vi benedica. Amém? Quando si comincia a parlare, parla con bambino, ma dopo parla per bene, no? È vero. Volevo invitare la moglie di Pastor Vito, o la missionaria, per cantare o dare una parola come volete lei. Amém? Alleluia. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. È sempre una gioia essere qui con voi e il cuore batte sempre forte. Anche se non devo predicare, ma anche soltanto un saluto. È veramente una gioia, un onore riabbracciare tutti voi e rivedere la parte della famiglia di Dio, che non si vede spesso per via della distanza, ma tutti voi siete nel nostro cuore, nel cuore della base di Belluno, e colgo l'occasione per portare i saluti della base missionaria di Belluno. Vi salutano calorosamente Pastore, missionaria Priscilla, vi salutano calorosamente tutti i fratelli. Un abbraccio da parte loro. Questa mattina voglio lasciare un solo versetto alla Chiesa che ha parlato tanto alla mia vita, Pastore, e parla ogni giorno alla mia vita, e volevo condividerlo con voi. Un versetto soltanto, 2 parole, che si trova in Luca 17, il solo versetto 32. Amen. Ricordatevi della moglie di Lot. Questo oggi il Signore ci dice: ricordatevi della moglie di Lot, perché se ricordiamo la storia, il Signore fece uscire Lot con la sua famiglia fuori da Sodoma perché voleva distruggerla, e la moglie di Lot uscì fisicamente, stava uscendo, possiamo dire stava sulla via della salvezza, ma si perse proprio lì, nella via della salvezza. Perché? Perché lei fisicamente stava uscendo, ma il suo cuore, la sua mente erano a Sodoma. Purtroppo lei si era lasciata condizionare, influenzare troppo dal mondo, e questo ha fatto sì che la sua vita è finita in modo tragico, no? E quindi questa mattina il Signore dice a tutti quanti noi: ricordatevi della moglie di Lot. Non lasciamo che il mondo influenzi la nostra vita, che influenzi il nostro cuore, la nostra mente, che le nostre abitudini non siano le abitudini del mondo, ma che siano sane abitudini tratte dalla parola di Dio, perché il nostro scopo è arrivare in cielo, il nostro scopo, la nostra meta e il nostro traguardo è il cielo, Pastore. Ma se vogliamo arrivare in cielo, se vogliamo guardare Dio faccia a faccia un giorno, dobbiamo ricordarci della moglie di Lot e non fare come fece lei. Non dobbiamo permettere ai pensieri di questo mondo di influenzare la nostra vita, la nostra mente, le nostre scelte, ma dobbiamo veramente ogni giorno lasciare che la parola di Dio influenzi totalmente la nostra vita, e allora un giorno tutti insieme vedremo il nostro Signore. Amen. Questo è l'incoraggiamento che il Signore ha messo nel mio cuore per la mia vita, e io ho voluto condividerlo con ognuno di voi. Vi ringrazio dell'amore, dell'accoglienza ogni volta e degli abbracci e del calore che sento da questa Chiesa. Grazie dal profondo del mio cuore. Dio ci benedica.
non guardiamo le cose passate, amém? Sempre avanti, diritto, verso il cielo. Ora volevo passare l'opportunità non, passo la dirigenza del culto al nostro pastore João Vitor, perché oggi ci sono due pastori Vitor. Un Victor e un Vitor, amém? Passo la parola ai nostro pastore, amém? Un saluto ai pastori, perché quando lui è venuto qua io non c'ero. È un onore sempre essere accanto a lui, amém? Io ho tanta voglia di parlare, perché questi giorni non ero qui, allora ho tanta voglia di parlare, non so se avete voglia di sentire, ma non è giorno di parlare oggi. C'è Vito che ci parlerà, predicherà la parola, ma io vi amo nell'amore del Signore, ognuno. Non pensate che c'è un amore più grande per uno, più grande per l'altro. Un padre ama tutti i figli. A volte io dico alla mia mamma, dico, io sono il preferito. E lei dice, no, io amo tutti e tre. Ho detto, è vero che tu ami, ma io sono quello preferito di tutti e tre dell'amore. L'amore che tu hai per me è più grande. E lei dice, no, non è vero. Ho detto, sa perché è vero? Perché io sono con te più tempo di loro. È vero o no? È vero o no? Io ora il 10 marzo compio 37 anni, lui ha 22, quanto tempo più con lei? È vero o no? Ho ragione in questo pensiero, sì o no? Non è così, perché l'amore non è misurato per il tempo. L'amore non è misurato per il tempo. Il padre ha amato il figlio che era a casa, ma ha amato anche il figlio che lo ha abbandonato. Ma era il figlio che era preoccupato se il padre ancora amava. Ma io vorrei fare un riassunto di quello che volevo parlare dicendo che Dio ti ama. Non importa se tu sei quello che è rimasto o quello che se n'è andato. Dio ti ama. E l'amore suo non è misurabile. Perché se fosse, Giovanni nel capitolo 3, 16 diceva, Dio ha amato 100 volte il mondo, ma lui ha detto, ha amato tanto, perché non aveva misura per misurare l'amore del padre verso i figli. E quindi ha detto che ha amato tanto. Tu puoi mettere la mano nel tuo cuore stamattina e dire, Dio, parla forte, Dio mi ama. Lui ti ama. Gabi, Dio ti ama. Dio ti ama. Non importa il tempo o chi tu sei, lui ti ama. E la Bibbia dice, può anche una madre dimenticare del suo figlio, ma lui no. Alleluia! Gloria! Lui no. Può qualcuno non considerare o avere quella radice di amarezza dentro, perché a volte per una situazione rimane quella radice, no? Quello inciampo fra uno e l'altro che non ci fa stare insieme o di guardare sugli occhi o di salutare veramente, ma il Padre no. E davanti al Padre non c'è bugia. Non possiamo essere bugiardi, perché Lui sa chi siamo. E per questo il figlio prodigo, quando è tornato, ha detto, ho peccato contro te. Alleluia! Non sono degno di essere chiamato tuo figlio, ma ricevimi, almeno come uno dei tuoi impiegati, servitori. E c'era sorpresa di Dio quel giorno, no? Perché lui aspettava
aspettava almeno di essere uno schiavo di casa, un servo di casa. Ma c'era un posto diverso, speciale, perché Dio ha sorpresa. E per questo Paolo ha detto, quando ero debole, ero forte. Perché è nella debolezza che lui dimostra la sua potenza. E qual è la potenza di Dio? È l'amore. Perché tutto passa. Può finire anche la fede, ma l'amore? Alleluia! Dio ti ama. Senti questo amore nella tua vita, che Lui non ti ha mai lasciato, non ti ha mai abbandonato, non si è mai girato la spalla a te e ha detto lascio stare questo, non voglio più. Noi diciamo così, ma Lui no. Lui è sempre pronto per accoglierci, perché il suo amore è immensurabile. Alleluia, gloria al Signore, che Dio vi benedica. Vediamo un video che non siamo riusciti a passare settimana scorsa, ma oggi non è mai tardi. La nostra Chiesa continua operando anche contro il vento. Stiamo camminando contro il vento, contro la corrente. Contro corrente. La corrente ci vuole portare dietro, ma il Signore ci spinge di fare forza e di continuare. Amen? Continuare. E noi siamo una chiesa missionaria. Amen? Io so, fratelli, che a volte uno dice, ma perché? Perché io ho imparato una cosa. Non dobbiamo fare delle domande di ciò che non ci tocca. Perché la missione della Chiesa è un segreto e non toccare nel segreto di Dio. Giovedì Pastore Roberto era con noi a Pisa, ma il Signore ha dato una parola per noi tramite il pastore che è venuto proprio come un rinfresco nella nostra anima, un vento nella estate, quel vento buono nell'estate, ecco, è venuto così quella parola. E ci spinge di fare ancora, perché se loro dovessero fermarsi davanti a una crisi, erano fermi. E a volte noi facciamo conto con ciò che non è nostro, perché la missione è di Dio, la terra è di Dio, è vero o no? Le persone sono di Dio, sì o no? E a volte, ma perché? Una volta Dio ha usato qualcuno per me e ha detto, ci sono persone che domandano così, perché lui lì? E nella mia città, nel mio paese, c'erano diverse persone e che magari anche loro hanno una chiamata missionaria. Ma non basta avere la chiamata, bisogna essere pronto. Ma non è pronto di capace, è pronto di disponibile. E ci sono persone che hanno la chiamata, hanno l'unzione, hanno la capacità, ma non sono disponibili. Non sono disponibili. E sa cosa vede? Vede passare altri. Un passa, un altro passa, un altro passa. E lui lì. Ma non è mancanza di chiamata, non è mancanza di unzione, non è mancanza di opportunità di Dio, è mancanza di prontezza. E che possiamo essere tutti pronti. Amen? Amen, guerrieri? Combattiamo per il Signore, come ha detto il popolo, quei 300, per Dio e per Gideone. Ecco, io dico per Dio e per la sua opera, non importa dove. Se lui dice va lì, io vado. Se lui dice fai così, io faccio. Se lui dice alzati, io mi alzo. Se lui mi dice sediti, io mi sedo. Come lui vorrà, eccomi qua. Amen? Sei pronto? Prontezza. Chiedi stamattina al Signore. Vediamo il video.
facciamo mentre loro si organizzano Siete là. una famiglia missionaria. Manca l'immagine. Ecco, facciamo una preghiera, mettiamoci in piedi, facciamo una preghiera per la missione e dopo noi faremo, in questa preghiera noi preghiamo per la vita economica di ogni fratello, per le nostre offerte che consegneremo stamattina. Oh fratello, Dio non ha bisogno di ciò che ti avanza, no. Se è quello che ti avanza, che ti è comodo dare, non glielo dai. Tieni per te e mangia di pizza perché ti farai meglio. Se tu vuoi fare un'offerta, se tu dai la decima del Signore, fai come un sacrificio sull'altare di Dio. Allora sarà profumo gradevole al Signore e sarà risposta. Ma uno che fa per fare, prende le spicciole, e butta come se fosse o anche se prende un masso di soldi così e butta, non importa. Perché quello che dà di quello che c'è. Nessuno dà di quello che non c'è. Ma quello che c'è sia consacrato al Signore. Sia consapevoli. Sia un'offerta consapevole. Non un'offerta che uno, questo mese. Ci sono persone in debito con Dio. Non con me, né con la Chiesa, perché l'affitto della Chiesa è pagato. Ma io non dico questo mi gloriando, perché non provvedo io do la mia decima come tutti. I fratelli che fanno la contabilità vedono. Io non sono qui mai a dire, tu devi dare, non dico niente perché nessuno deve. Perché nessuno ha debito con me. Noi dobbiamo, quando dobbiamo fare per un altro, che abbiamo un debito. Io sono Giamili. Ma con Dio è un altro conto. E un debito con Dio è serio, è vero o no? E ci sono persone che stanno negoziando quello che non è suo. La decima non è nostra, è del Signore. Con la decima non si compra popcorn, non si fa carità. Perché c'è un bisognoso. No, è molto facile fare carità con i soldi degli altri, è vero o no? C'è un bisognoso, dico, Talis, dammi 100 euro che io darò a lui. È facile fare così, dai il tuo. Quindi Dio ci ha dato 100 e ha detto di questo 100 che tu hai, 10% tu darai per la mia opera e 90 tu gestirai. Quel 90 ti do il potere per gestire, ma questi 10 tu non gestirai. Questo è sottomissione, questo è arrendersi e dire Signore è tutto tuo veramente, questo è il tuo, ma gestire quello che non è nostro, quel 10% è la cosa più facile che uno può fare, carità con quello che non è suo. No, la decima non è gestita da noi, è gestita da chi il Signore ha stabilito da gestire. Non sto dicendo questo come un appello. Io prego. E la Bibbia dice che Elia pregò. Quante volte? 7. Io quando è giorno 5 dico, c'è i soldi dell'affitto ancora? No, pastore. Prego. Giorno 6, c'è i soldi dell'affitto? Ancora no, prego. Giorno 8, c'è i soldi dell'affitto? No, prego. Finché il cielo ha dato la pioggia. La Bibbia dice così, che Elia pregò finché il cielo ha dato la pioggia e la terra ha prodotto suo. Io prego, non faccio appello, ma tu e io che possiamo essere fedeli, perché è un problema avere un debito con Dio. È un problema. Amen? Ma non dico questo, tu devi avere paura. No, perché noi sacrifichiamo sorridendo, con gioia. Non è un sacrificio di pena o di paura. No, è un sacrificio di gioia. Dio ti ha benedetto? Hai mangiato? Sei vestito? Allora, che possiamo essere fedeli perché la nostra offerta vale un'anima. Non dico 1000, 2000, no, ma la tua offerta, la tua decima,
vale un'anima. Io vorrei pregare oggi per la tua vita economica, che il Signore possa soffiare lo spirito di avarizia, che Dio possa abbattere il mammona che ci attorna, che noi possiamo amare il Signore veramente, ma non perché diamo, amiamo, perché l'atto di dare è la dimostrazione dell'amore. E l'amore viene dimostrato. Amen? Quindi preghiamo al Signore per le nostre decime, le nostre offerte, consacrando al Signore tutto che noi daremo a Lui. Dopo ci sarà il video, che è una dimostrazione di quello che si sta facendo, di quello che si sta facendo. E quindi state attenti a vedere anche la necessità dell'opera. Lei parlerà di un bisogno. Io non so se quello che l'opera là a Pomaranci bisogna è nella tua tasca, è nel tuo conto. Non so, ma tu lo sai. Amen? Gloria a Dio. Allora facciamo la preghiera. Vorrei invitare il nostro fratello Jonathan. Vieni qua, questo è mio figliolo. Vieni Jonathan a fare questa preghiera, ringraziando il Signore per le nostre offerte, per le decime, e noi pregheremo insieme. Lui ci guiderà in preghiera, questo ragazzo che noi preghiamo molto per lui, e che lui possa essere forte, come è forte così, ma che, come la parola dice, che tu stia bene come va bene la tua anima. Allora, che tu sia forte spiritualmente come sei forte così. Perché c'è un popolo che bisogna della tua voce. Amen? Gloria al Signore. Amen, saluto alla Chiesa con la pace del Signore. Vorrei aggiungere con ciò che ha detto Pastore. A volte magari si può offendere qualcuno quando il Pastore parla così. Sono stato anche una volta così offeso, perché no, a volte non abbiamo questa ricchezza biblica, perché non leggiamo la parola, e l'unico che può chiarire le nostre menti è chiarire queste cose, così quando il Pastore ci parla di dare abbondantemente alla casa del Signore, non è per Lui, sino che Lui vuole dire che ciascuno di noi ha ricevuto tanto, che non abbiamo un peso per dare l'opera al Signore, perché così può andare avanti l'opera materialmente parlando, perché comunque abbiamo bisogno dei soldi. Ma il Pastore non parla di ricchezze, di prendere le vostre tasche e mettere nella borsa. Sta parlando di una visione spirituale, perché parla di una cosa che nasce del cuore, che uno è grato a ciò che il Signore ci ha dato. Lì cambia, perché la parola dice di che non è più una decima come è parlata nell'antico patto, sino che a ciascuno il Signore mette nel nostro cuore ciò che a volte anche può essere di più. Quante vogliono dare di più? E questo abbiamo un po' ci fermiamo, perché non siamo consapevoli di ciò che stiamo a fare. Quindi è un studio che dobbiamo approfondire, che quello ce lo può dare la parola. Quando io leggo la parola, allora i dubbi vanno fuori, perché siamo umani, possiamo sbagliare anche come ci esprimiamo davanti alle altre, no? Allora non è colpabile nessuno, sino che siamo noi a non leggere la parola. Io sono grato al Signore, sono grato a questa Chiesa per tutto ciò che il Signore ha fatto, al mio pastore, che bene o male la mia situazione, lui è sempre stato a fianco mio, mi ha consigliato sempre, e io questo lo vorrei ringraziare il Signore per la sua vita, come lui ha fatto, perché lui, come lui diceva, il Signore, a volte siamo noi ad addormentarci nelle cose che il Signore ci sta chiedendo, perché il Signore aggrandirà l'opera, ma bisogna risvegliarci noi, perché sennò continueremo così, fermi. Quindi io ringrazio il Signore, vorrei pregare per le vostre vite economiche. E una cosa vorrei dire, quello magari che abbiamo in tasca è un
un dolore, sarà un dolore per noi dare, o magari per farci vedere dalle altre perché buttiamo lì monete. È meglio tenere, ci servirà più a noi, ci servirà più a noi. Il Signore ci capisce questo, il Signore è buono, il Signore aprirà una porta dove non c'è, come dice la parola, e ci darà un lavoro che noi più avanti potremo dare l'opera al Signore, se è così che abbiamo desiderato nel nostro cuore, altrimenti non sarà così. Abbiamo un Dio grande, potente, se no tutti qua noi riusciamo a mangiare tutti i mesi, paghiamo le bollette, se no tante cose, perché è costosa la città, il paese è costoso, però è più grande il Signore che abbiamo. Signore, in questo momento ti vorrei pregare per la tua Chiesa, Signore, per operai, per i leadership, Signore, che ci sono qua, affidarci in te, Signore, perché sei te che hai mandato a loro, te dai le risorse, Signore. Elevaci, Signore, dei nostri pensieri, questi critici, Signore, perché te hai tutto, Signore. Te sei il degno dell'oro, della plata, Signore, dell'argento, Signore, dei soldi. Te ci puoi dare, anzi, di più di quello che noi pensiamo, Signore. Insegnaci, Signore, che a fine mese non stiamo lì, Signore, a lamentarci perché non abbiamo da pagare. Anzi, Signore, insegnaci, Signore, a inginocchiare perché sei te e quello che ci dai, Padre. Avere la speranza, di avere la conferma, di avere, Signore, la nostra capacità mentale, di che tutto che abbiamo è venuto da te e che te non ci lascerai, Signore. Ecco perché le processe, quando abbiamo, Signore, i nostri deserti, perché te ci stai preparando a non dimenticare che sei te che ci hai tirato fuori da quel deserto, Signore, economico, di salute, di problemi a volte mentali, Signore. Sei te che ci hai tirato fuori di quello, Signore. Insegnaci a avere fiducia più in te, Signore, e non nelle persone. È così che il giorno di domani possiamo testificare, testimoniare, Signore, che sei te che ci hai tirato fuori di queste cose. Benedice la tua Chiesa, benedice quelli che daranno, Signore, l'offerta o la decima per continuare nella tua opera. Proteggi, Signore, i servi tuoi e che siano obbedienti alla tua parola. Insegnami a me, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Vediamo il video. Ciao a tutti, io sono Giamili, sono missionaria nel settore 2, ho il privilegio di lavorare insieme alla famiglia missionaria, il pastore Marco, la missionaria Denisa e il loro figlio Enea. Proprio qui, in questa stanza, dove ogni sabato abbiamo il progetto con i bambini Sabato Felice. Abbiamo iniziato questo progetto con un scopo prezioso, raggiungere le famiglie attraverso i bambini, portando gioia in un luogo che molti considerano dimenticato e aprire le porte che erano chiuse. Abbiamo iniziato questo progetto con una scatola di matite colorate, qualche foglio di carta e l'obbedienza alla voce di Dio. Nonostante poche risorse, ho imparato che nell'opera del Signore non conta ciò che hai nelle mani, conta il cuore che sei disposto a offrire. Ogni sabato stiamo qui a parlare della parola, insegnando i principi e i valori biblici. Il numero dei bambini è cresciuto e la visibilità della Chiesa è aumentata tantissimo per la gloria di Dio. Sto un anno di progetto. Abbiamo visto bambini musulmani entrare in Chiesa. Nella nostra missione missionaria abbiamo ricevuto ragazzi, bambini, le donne. Ogni domenica vediamo i bambini lodare il Signore. Abbiamo visto un bambino musulmano pregando. Vediamo bambini ascoltando la parola di Dio. L'opera sta andando avanti. Oggi accogliamo 28 bambini e 2 adolescenti. Non abbiamo più spazio. La nostra stanza è diventata troppo piccola. Fratelli, abbiamo tanto da fare. Mi sento male a non poter invitare altri bambini, a non poter arrivare a più famiglie. Guardate, questa stanza servirà per i bambini e per la nostra classe di italiano. Ci sono tante donne musulmane qui a Montecebole che non parlano la lingua, che non capiscono nemmeno una parola. Sono venuti proprio qui in chiesa a chiederci di imparare, a domandare quando inizieremo la classe di italiano. Questo mi fa pensare che abbiamo tanto da fare. Abbiamo fatto le classi anche al freddo, a volte senza riscaldamento, a volte qua al buio, a volte al buio.
Ma i bambini erano qui nella chiesa felici, perché l'opera di Dio non si ferma. Non si ferma davanti alle difficoltà, non si ferma per mancanza di comodità. Noi continuiamo e per questo capiamo l'urgenza. Per attivare la luce servono 3.000 euro. Abbiamo bisogno anche di climatizzare l'ambiente. Da sola non ce la faccio, ma uniti, come chiesa, io credo, vinceremo. La mia richiesta di preghiera è per cuori sensibili, è per persone che si sentono chiamati a essere risposta di Dio in questo tempo. Vi chiedo di pregare per noi, per la provvidenza e per i cuori disposti. Se sentite di voler far parte di questa storia, unitevi a noi. Pace, sono l'Evangelista Marco, coordinatore del settore 2. Vi ringrazio in anticipo per le preghiere e per voler contribuire e far parte del progetto qua che abbiamo a Montecervoli nel settore 2. Qua noi vogliamo fare molto meglio di quello che noi stiamo facendo. Le cose di cui abbiamo bisogno non sono bisogni nostri, degli operai o per fare evangelizzazione per altro, ma servono per accogliere meglio le persone che verranno qua in chiesa, per i progetti dell'infanzia, per i progetti per la società. Quindi io vi ringrazio tanto e che il Signore vi benedica. Amen. Allora, abbiamo sempre davanti l'opera del Signore, che possiamo con gioia, fratelli, continuare servendo il Signore. Vedete che Dio muove. Io ero in Portogallo e siamo stati ospiti da una famiglia, perché la casa del missionario era molto piena, e una famiglia ci ha ospitato là, e vedi come Dio ama quest'opera. Non avevo detto niente e il fratello ha detto: pastore, io ho saputo che state facendo una ristrutturazione, o che avete bisogno di una ristrutturazione, e io sono muratore e vorrei contribuire per la missione là, e io mi impegnerò 15 giorni, io lavorerò 15 giorni qua per mantenere la mia famiglia, e altri 15 giorni prenderò un aereo e andrò da voi per servirvi là in quello che avete bisogno nella ristrutturazione. Dio è grande, è vero o no? Non avevo chiesto, non avevo detto, ho solo pregato. Vale la pena pregare o no? Quando uno poi non fa, Dio non si ferma. Quando uno ha e non dà, Dio non si ferma, perché il Signore fa tutto, tutto. E ci sono persone qua che possono, che sanno, ma non fanno. Ma Dio non si ferma, perché Lui muove ovunque, perché la terra è sua. E sa chi è il più interessato di quest'opera? È Lui. Lui è il più interessato. Amen? Vorrei invitare i nostri bambini per... dopo, no? Prima noi faremo l'offerta, vorrei chiedere ai nostri diaconi che siano pronti per la raccolta delle offerte, e la nostra missionaria Priscilla, che so che è mancata anche a voi, no? Perché uno dice: mi manca il pastore, ma quando dite manca il pastore, so che manca anche Priscilla, perché non c'è pastore senza Priscilla, siamo uno, è vero? Siamo uno. E ringrazio Lui per la vita della mia compagna, moglie, sposa, che al mio fianco sta facendo una opera per Dio, e un giorno arriveremo dal Signore e diremo: Signore, abbiamo fatto tutto che tu ci hai dato da fare, abbiamo rinunciato tutto, abbiamo dato tutto. Ho scritto alla chiesa in Brasile questo sabato, ieri ho mandato un messaggio alla chiesa in Brasile tramite il pastore, dicendo che siamo grati per la loro vita e non abbiamo come contraccambiare, se non come giustizia della loro fatica, la nostra vita. Quindi noi diamo la nostra vita per giustizia della loro fatica e di quello che fanno. E anche a voi vogliamo fare questo giuramento di dare la nostra vita per la vostra fatica e per la vostro impegno. Amen? Lodiamo al Signore mentre facciamo la raccolta
delle decime e delle offerte. Pace a tutti, gloria a Dio. Vogliamo metterci in piedi per lodare insieme? 1000 ragioni abbiamo per lodare il nome del Signore. Amen? Lodiamo con gioia. Alleluia. Alleluia Gesù. Ti lodiamo, Padre. Dice il Signore, anima mia. Penso che abbiamo... Isa, per favore metti da capo, se non sappiamo. Ecco. È stata una prova, no? È un po' complicato ora per il testo, la musica. Però non c'è niente che ci fermi. Alleluia. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Che non sia solo una lode, che non sia solo un ritmo o delle lettere che cantiamo, ma che possiamo cantare col nostro cuore, che possiamo davvero benedire il Signore con tutto ciò che abbiamo. Alleluia. Il sole sorge. Il sole sorge su un nuovo giorno. È tempo di cantare a te. Non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta, ma canterò finché la notte arriverà. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome. Con tutto il mio cuore e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Sei lento all'ira e sei ricco in grazia, sei il grande Dio, sempre ti amerò, e per la tua bontà io resterò a cantare. 1000 ragioni ancora troverò. Benedici il Signore, anima mia, loda tutto che in noi, che possa lodare il nome del Signore Gesù. E con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Sia nella gioventù o nella vecchiaia, il giorno in cui non avrò, alleluia, il tempo mio qua giù. Non sarà la fine, la mia anima continuerà a lodarti per 1000 anni, per l'eternità. Alleluia, possiamo glorificare il nome del Signore.
benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo, e con tutto il mio cuore, e con tutto il mio cuore, canterò, per sempre ti adorerò. Benedici il Signore, anima mia, loda. Alleluia, alleluia, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò. Possiamo applaudire Gesù? Alleluia. Gloria a Dio. I fratelli diaconi hanno detto che i fratelli che com'è? I fratelli che vogliono fare l'offerta col POS e vada direttamente là in segreteria, perché il POS era scarico, che uno toglie e non mette. È quella abitudine che dobbiamo insegnare, no? Se tu trovi qua, metti qua. Amen? Ma oggi non è giorno di parlare così. Lasciamo stare. Chi ha bisogno può andare là direttamente e il fratello farà la sua offerta. Amen? Ognuno può fare la sua offerta. Fratelli, sentiamo la parola di Dio. Oggi facciamo un pochino, c'è il bambino per la classe felice, venite. E oggi avremo anche ora extra, va bene? Faremo un pochino di ora extra. E Dio paga tutto, no? Dio paga tutto, non rimane in debito con nessuno. E sentiremo la parola di Dio con il nostro pastore Vito, che anche lui farà la preghiera per i bambini. Sono felice che c'è la Fernanda con noi, gloria al Signore. Dio ha un grande proposito e eravamo in preghiera per il suo arrivo. E grazie a Dio che è qui con noi, che il Signore ti benedica, ti aiuti in questa missione. E siamo qua come casa di Dio. Casa, quando dico, è famiglia, no? Perché sulla Bibbia non c'è la parola famiglia, è casa, perché casa è rifugio, casa è accoglienza, casa è cura, e qui è casa di Dio. E noi come casa di Dio ti accogliamo, ti riceviamo, devi sentirsi sempre accolta e amata dai tuoi fratelli. Amen? Che Dio ti benedica, Fernanda. Gloria al Signore. Sentiamo Pastore Vito che prega per i bambini, che lui ama i bambini, e lui pregherà per i bambini e dopo ministrerà la parola del Signore. Alleluia, Padre. Amen. Vogliamo pregare per i bambini. Stendiamo le nostre mani come segno di benedizione sulla loro vita. Il microfono. Ah, scusami. Siccome è una voce molto tranquilla. Alleluia. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo nel nome di Gesù per la vita di questi piccoli fanciulli. Signore, noi li presentiamo davanti al trono della grazia, ti chiediamo di benedirli, Signore, di proteggerli, Signore, affinché, Signore, il seme della tua parola, Signore, che verrà insegnato a loro, Signore, possa trovare cuori fertili, Signore, che crescono, Signore, nella tua volontà, Signore, che possono diventare dei servi e delle serve del tuo regno. Padre, nel nome di Gesù, ti prego che loro possano crescere in salute, Signore, possono crescere nelle tue vie, Padre, e che la tua mano benevole, Signore, possa riposare su di loro. Noi li ripresentiamo a te nel nome di Cristo Gesù. Amen, amen. Dio vi benedica, amen. Alleluia. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Amen. Alleluia. È un po' forte. È un po' forte, è vero? Alleluia.
Saluto la Chiesa con la pace del Signore, ringrazio il Pastore Victor per l'opportunità che mi dà di predicare la parola del Signore. È sempre una grande responsabilità quando si predica la parola di Dio e noi veramente tante volte facciamo tanta fatica perché le gambe non tremano soltanto ai credenti che vengono a testimoniare, ma le gambe tremano anche ai pastori. Amen. E questa è una grande verità perché c'è bisogno dell'unzione di Dio, c'è bisogno della guida dello Spirito Santo. Non c'è bisogno soltanto di conoscenza, ma c'è bisogno di sottomissione completa alla guida dello Spirito Santo. Io prego nel nome di Gesù che questa mattina la parola di Dio possa penetrare nella profondità dei nostri cuori e possa portare una trasformazione, un cambiamento radicale nella nostra vita. Amen. Quanti di noi siamo venuti nella casa del Signore non soltanto per offrire, perché nella casa di Dio si viene per offrire al Signore la nostra lode, la nostra adorazione. Non si viene mai nella casa del Signore a mani vuote, è vero? Allora si viene per offrire un culto di lode, di adorazione. Ma quanti di noi questa mattina sono arrivati in questo luogo dicendo: Signore, ho bisogno di ascoltare la tua parola? Perché, fratello, sorella, la parola di Dio, quando entra nei nostri cuori, quella parola porta un cambiamento. La parola di Dio porta un risveglio nella nostra vita. La parola di Dio ci trasforma radicalmente, trasforma i nostri pensieri, trasforma i nostri sentimenti, trasforma tutto il nostro essere. È soltanto per l'autorità e la potenza della parola del Signore. Amen. Io credo con tutto il mio cuore che questa mattina la parola che Dio ha messo nel mio cuore è la parola giusta che ognuno di noi questa mattina deve ascoltare. Amen. Vogliamo aprire le nostre Bibbie e andiamo nel libro di Geremia, capitolo 18, leggeremo i primi 6 versetti. Geremia, capitolo 18, i primi 6 versetti. Alleluia. Geremia 18, dal versetto 1 al versetto 6. Amen. Vogliamo alzarci in piedi davanti alla parola del Signore. Abbiamo trovato. Alleluia. Leggiamo la parola. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla, in mano al vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: casa di Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore. Ecco, quel che l'argilla è in mano al vasaio, voi siete in mano mia, casa di Israele. Amen. Vogliamo pregare. Padre, nel nome di Gesù, Signore, ti preghiamo, Signore, che la tua parola, Padre, che è già una parola benedetta, è già una parola unta, Signore, una parola spirituale, Padre, che possa trovare i cuori fertili questa mattina, Signore, affinché questo seme possa cadere, possa germogliare e possa portare un frutto eterno di gloria dentro la nostra vita, Signore. Signore, chiedo la tua unzione, chiedo la tua guida, Signore, perché senza di te nulla io posso fare, Padre. Io ti ringrazio, Signore, per quello che tu farai questa mattina nei nostri cuori, nel nome di Cristo Gesù. Amen, amen. Possiamo accomodarci? È un testo meraviglioso, un testo che noi conosciamo, è vero, è stato predicato tante volte. Credo che ognuno di noi abbia ascoltato almeno una volta una predica su questo testo. E vediamo che ci sono tanti insegnamenti che possiamo trarre dal testo che abbiamo letto questa mattina, ma questa mattina vogliamo soffermarci anche sulla vita di Geremia. Chi era Geremia? Geremia era un uomo scelto da Dio fin dal grembo di sua mamma,
era un uomo che Dio aveva preparato per un compito specifico, per una missione specifica. E vediamo che lui è stato un uomo consacrato, un uomo che aveva intimità con Dio, e un uomo che parlava da parte di Dio, un uomo che era la voce profetica nel tempo che Dio l'aveva scelto. E vediamo che Dio aveva scelto quest'uomo in un tempo ben preciso, in un tempo dove il popolo di Israele viveva un adulterio spirituale, dove il popolo di Israele viveva un'apostasia spirituale, dove il popolo di Israele aveva accettato nel suo cuore gli idoli. Gli idoli aveva accettato nel suo cuore tutto ciò che non era santo davanti agli occhi di Dio. Un popolo che aveva visto la gloria, un popolo che aveva visto la mano benevole di Dio, un popolo che aveva visto l'amore di Dio. Arriva a un punto dove questo popolo inizia a girare le spalle al Signore. È un popolo che vive un'apostasia spirituale. E noi vediamo ancora oggi, fratello e sorelle, noi vediamo oggi come degli uomini e delle donne vivono in un tempo di apostasia spirituale. E io questa mattina ti voglio dire da parte del Signore, tu sei stato scelta proprio in questo tempo per essere la voce profetica di Dio in questi luoghi, in questa nazione, nel nome di Gesù. Amen, gloria al nome del Signore. Fratello, sorella, la missione che Dio ha affidato alla vita di Geremia non era una missione facile, era una missione molto impegnativa, era una missione che Geremia ha messo la sua vita sull'altare. Geremia ha annullato tutto il suo essere per essere ubbidiente al Signore, e Geremia non aggiungeva nulla di suo, ma tutto ciò che usciva dalla bocca di Geremia erano parole che venivano direttamente dal Signore. E noi dobbiamo vivere, fratello, sorella, proprio questa, la stessa intimità, la stessa intensità che aveva Geremia con il Signore. Anche noi oggi dobbiamo vivere in questo modo. Perché soltanto quando noi abbiamo intimità con Dio, soltanto quando noi annulliamo la nostra vita, annulliamo i nostri sentimenti umani, annulliamo le nostre capacità e rendiamo tutto, mettiamo tutto sull'altare a disposizione di Dio, allora la nostra vita sarà una vita arresa al Signore, sarà una vita usata dal Signore, sarà una vita dove l'olio non manca, dove l'olio che scende dal trono investe la tua vita, e quell'unzione ti porterà ad annunciare cose gloriose che vengono direttamente dal cielo. E Geremia non ha parlato di cose buone, è vero. Geremia viene chiamato il profeta del lamento. Quando passava Geremia, le persone avevano paura, ecco adesso ci parlerà di qualche disgrazia. Ma Geremia parlava di ciò che riceveva dal Signore. E a volte Dio usa anche parole dure. Perché? Perché Dio ci ama. Dalla Genesi all'Apocalisse noi vediamo l'amore di Dio verso l'uomo, verso l'umanità, verso il suo popolo. Dio non si è risparmiato verso il popolo, ma Dio ha trasferito il suo amore verso la sua creatura. E ne vediamo l'atto d'amore più grande nella vita di Gesù Cristo, è vero. Ma Dio ama. Ancora oggi Dio ama. Dio a questo popolo che viveva un'apostasia spirituale, a questo popolo che aveva girato le spalle al Signore, questo popolo che viveva soltanto una religiosità sterile, senza frutto, e nonostante tutto questo Dio continua a amare questo popolo. Perché, fratello, sorella, Dio ci ama un amore incondizionato. Ma noi non dobbiamo confondere la pazienza di Dio con la misericordia di Dio. Perché il Signore è anche un fuoco consumante. Allora vediamo che Dio dà degli avvertimenti prima di un giudizio. E Dio stava dando un avvertimento a questo popolo. E Dio aveva, perché il proposito di Dio è che questo popolo riconoscesse la sua condizione e questo popolo si potesse ravvedere, e Dio è scritto e Dio si pentiva del giudizio che aveva pensato di mandare su quel popolo, perché Lui è un Dio di amore. E Lui è un Dio di grazia, è un Dio di misericordia, è un Dio che ti ama profondamente, fratello e sorella.
Io un Dio che non vuole che nessuno si perda, che tutti giungano alla salvezza. Gloria al nome del Signore. È un Dio che ti ha scelto per un proposito, per una missione. È un Dio che vuole usarsi della tua vita. Noi su questa terra non siamo stati scelti a caso. Geremia non fu scelto a caso, ma Geremia era nel progetto di Dio. La tua vita è nel progetto di Dio. Soltanto questo, fratello, sorella, deve portarci ad esultare davanti alla presenza di Dio. Perché tante volte noi con i nostri atteggiamenti, tante volte noi con il nostro modo di fare, con il nostro modo di agire, non dimostriamo la gratitudine verso un Dio che ti ha scelto, un Dio che ci ha scelti. Tu sei la scelta di Dio. Noi siamo la scelta di Dio. E Dio ci ha messi in determinati luoghi per delle missioni specifiche. Dio aveva messo Geremia in mezzo a quel popolo per una missione specifica. E c'era la parola di Dio che ardeva dentro il cuore di Geremia, che ne vediamo nel capitolo 20. Lui dice: Signore, io non vorrei più parlare, Signore. Non vorrei più parlare del tuo nome, Signore. Non vorrei più emanare di giudizi contro questo popolo. Signore, anche se io mi sto trattenendo, ma non riesco a trattenermi, Signore, perché c'è un fuoco dentro di me che brucia e io non posso tacere, Signore. Che lo Spirito Santo questa mattina possa accendere questo fuoco dentro al tuo cuore, dentro al mio cuore. E quando noi vorremmo tacere questo fuoco divampante dentro la nostra vita, non ci fa tacere, ma ci fa proclamare la gloria e la grazia di Gesù Cristo. Perché quando arriva la parola di Dio, fratello, sorella, il nostro cuore arde. Quando arriva la parola di Dio, il nostro cuore si infiamma, gloria al nome del Signore. E vediamo i discepoli sulla via di Emmaus, Gesù era con loro. Arriva a un certo punto, i loro occhi si aprono e iniziano a dire: ecco, non ardeva il nostro cuore quando noi sentivamo le sue parole. E questo è l'effetto e la potenza della parola di Dio, che riaccenda il fuoco dentro i nostri cuori. E ne abbiamo bisogno, fratello, sorella, di essere risvegliati nel nome di Gesù. Abbiamo bisogno di essere delle fiamme ardenti. Abbiamo bisogno, fratello, sorella, che le nostre vite non vengano tolte dall'altare, ma le nostre vite rimangano sull'altare, che il fuoco dello Spirito possa essere alimentato ogni giorno, ogni momento nella nostra vita, fratello, sorella. Perché noi siamo delle fiamme. Siamo delle fiamme. Siamo delle fiamme nelle mani di Dio. E questa è la parola del Signore, fratello, sorella. Amen. E vediamo che Dio porta a Geremia a fare un'esperienza. Dio non porta Geremia nel Tempio, perché ancora doveva essere distrutto, ma non lo porta nel Tempio. Dio parla a Geremia di non andare da sacerdote, ma Dio parla a Geremia di scendere. Lo porta a fare un'esperienza. Lo porta in una casa di un artigiano, di un vasaio. E Dio parla a Geremia e dice: Geremia, alzati. Geremia, scendi, Geremia. Fratello, sorella, è già all'inizio che Dio ci sta parlando dell'umiltà. È vero. Presbitero Telles ha parlato dell'umiltà. E la parola di Dio sta andando anche in questa direzione. La parola di Dio dice a Geremia: scendi, Geremia. Perché quando noi scendiamo, fratello, sorella, è più forte? Sì. Quando noi scendiamo, quando noi ci abbassiamo, allora ci sono delle rivelazioni profonde che vengono da Dio.
Dio usa un'esperienza terrena, un'esperienza naturale di un vasaio per rivelare a Geremia cose soprannaturali. Perché? Perché quando noi ci abbassiamo, quando noi ci arrendiamo nelle mani di Dio, è lì che il Signore ci rivela le profondità, le ricchezze che sono nella sua presenza, le ricchezze che vengono dallo Spirito. E quando noi ci abbassiamo, ecco perché, fratello, sorella, il nostro cammino deve dipendere da Dio, ma il nostro cammino deve prendere esempio il nostro Signore Gesù Cristo, che ha camminato in umiltà. E noi vediamo che nella parola di Dio più volte ci parla dell'umiltà, è vero. L'umiltà precede la gloria. Chi si abbassa sarà innalzato. Dio stava dicendo a Geremia: scendi, Geremia, scendi. E Dio ti sta dicendo alla vita di ognuno di noi questa mattina: scendi, umiliati, perché io ti voglio rivelare delle cose straordinarie. E Geremia obbedisce, perché un servo del Signore è un servo che obbedisce. Perché una persona che non obbedisce al Signore non è un vero servo. Non è un vero servo. Ma un vero servo è una persona che si umilia e obbedisce a ciò che Dio gli comanda. E noi tutto questo lo vediamo nella vita di Gesù, è vero. Gesù si è umiliato. L'Apostolo Paolo ci parla in Colosse: Gesù si è umiliato e Gesù è stato ubbidiente fino alla morte e alla morte in croce. L'umiltà, l'ubbidienza, e poi vediamo l'onore di Dio, e Dio l'ha sovranamente innalzato, che gli ha dato il nome al di sopra di ogni altro nome. Perché? Affinché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua confessa che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre, perché Gesù si è umiliato, Gesù ha obbedito e Gesù è stato innalzato dal Padre. Questo è un processo che avviene nella nostra vita. Se noi vogliamo crescere, se noi vogliamo vedere di più della gloria del Signore, se noi vogliamo ricevere di più delle rivelazioni che vengono dallo Spirito, noi dobbiamo scendere, fratello, sorella. Dobbiamo scendere, perché Dio resiste ai superbi, resiste agli orgogliosi, resiste a coloro che si prendono la gloria, resiste a coloro che credono di sapere tutto. Ma Dio farà grazia agli umili. Gloria al nome del Signore. E noi vogliamo essere dei servi umili. Amen, nel nome di Gesù. Che uno spirito di umiltà questa mattina possa scendere nella profondità del nostro cuore, nel nome di Gesù. Allora Dio dice a Geremia: scendi, Geremia. Geremia scende, Geremia ubbidisce, e Geremia davanti a lui cosa vede? Vede un artigiano, vede un vasaio che sta lì alla ruota, che sta lavorando questa argilla. Chi si sente argilla? Chi si sente argilla? E vediamo che questo vasaio inizia a lavorare questo vaso, inizia a lavorare questa argilla con tutto il suo amore. L'argilla che è nelle sue mani, e lui la plasma. Non è l'argilla che dice: io voglio questa forma qua. No, no, no. L'argilla deve avere la forma che ha deciso il vasaio. Non è l'argilla che decide quale forma deve avere. No, è il vasaio che deve dare l'argilla. È il vasaio che deve modellare, è vero? Allora l'argilla è lì, però arriva a un certo punto che questo vaso si rompe. Si rompe. E vediamo la figura di questo popolo. Di questo popolo. E Dio non ha rigettato il popolo, perché Dio ama. Questo vaso ha resistito, questa argilla è diventata dura, questa argilla si è rotta mentre il vasaio la stava modellando. Ma Dio non ha rigettato quell'argilla. Dio non ha sostituito quell'argilla. Dio non ha spazzato via quell'argilla, ma Dio ha preso la stessa argilla e l'ha messo di nuovo sulla ruota. Perché, fratello, sorella, possiamo cadere, è vero, siamo esseri umani, possiamo cadere. Possiamo fallire, ma Dio non ci abbandona. Ma Dio non ci abbandona. Ma Dio vuole soltanto una cosa, che noi ci riconosciamo, che siamo un'argilla.
Perché se non ti riconosci che sei un'argilla, Dio non può lavorare. Non può plasmare la tua vita, non può plasmare la mia vita. Ma quando noi ci riconosciamo argilla, allora Dio, siamo caduti, abbiamo fallito. Ma Dio con le sue mani amorevoli ci riprende e ci riporta sulla ruota. Gloria al nome del Signore. Quale grande è Dio, fratello, sorella. Un amore grande, un amore immenso che Dio mostra in ogni sua gesta. In ogni gesto di Dio noi vediamo il suo amore. In ogni gesto di Dio noi vediamo la sua misericordia. In ogni gesto di Dio noi vediamo il suo carattere. Vediamo il carattere di Dio, perché la parola di Dio ci mette davanti qual è il carattere di Dio. E quando noi abbiamo intimità con questa parola, noi conosciamo il carattere di Dio. Allora Geremia aveva visto, attraverso l'insegnamento di questo vassaio, aveva visto il carattere di Dio, come Dio usa misericordia, amore verso quell'argilla che era diventata dura e si era frantumata su quella ruota. Io non conosco qual è la condizione del tuo cuore. Io non la conosco. Non conosco qual è la condizione nella tua casa. Io non lo conosco, ma Dio conosce ogni situazione, Dio conosce ogni cosa. Forse la tua vita ha resistito all'opera di Dio. Forse hai fallito. Forse nella tua casa ci sono disastri. Forse nel tuo rapporto matrimoniale qualcosa non va più bene come una volta. Forse non senti più la presenza di Dio come una volta. Forse nel ministero, nella chiamata hai fallito. Non ti senti più guidato dal Signore. Eppure il Signore questa mattina ti sta dicendo: io voglio che la tua vita possa risalire sulla ruota per essere rimodellata da me, dice il Signore. Perché Dio è un Dio di speranza. Dio ci dà nuove opportunità. Se tu hai detto non c'è più speranza per la mia vita, non c'è più speranza per il mio matrimonio, non c'è più speranza per questa relazione, non c'è più speranza per la mia chiamata, il mio ministero, rifiutala nel nome di Gesù, perché la parola di Dio questa mattina sta arrivando al tuo cuore e ti sta dicendo: c'è speranza ancora per la tua vita, perché io sono un Dio di nuove opportunità, sono un Dio che non ho finito con te, perché quello che ho iniziato nella tua vita, dice Signore, io la porterò a compimento. Allora rifiuta nel nome di Gesù ogni pensiero che viene dall'inferno, ogni pensiero di distruzione, ogni pensiero di fallimento, ogni pensiero di amarezza, ogni sentimento di paura. Rifiutalo nel nome potente di Gesù, perché il Signore questa mattina ti sta dicendo: risali sulla ruota, mettiti nelle mie mani, perché io voglio farti fare di te un vaso nuovo secondo il mio disegno, dice il Signore. Gloria al nome del Signore. Secondo il disegno di Dio. Perché tante volte noi vogliamo servire Dio secondo i nostri parametri. Vogliamo servire Dio secondo un nostro disegno, secondo un nostro progetto. E quando tutto questo non avviene, cosa succede? Succede: il Signore si è sbagliato. Iniziamo a infierire contro il Signore. Signore, perché queste cose non vanno bene? Signore, perché questa cosa non va? Signore, perché il mio matrimonio è a pezzi? Signore, perché il mio rapporto con i miei figli non va? Signore, perché? Perché, dice il Signore, stai facendo tutto tu. Perché sei sceso dalla ruota. Sei sceso dalla ruota. Allora le mani amorevoli di Dio questa mattina sono qui. Le mani amorevoli di Dio sono qui per prendere di nuovo questa argilla che si è frantumata, questa argilla che si è rotta. E Dio sta dicendo: io ti porterò sulla ruota. Io ti porterò sulla ruota. Dio stava dando un'opportunità al popolo di Israele e Dio sta dando ancora oggi l'opportunità alla tua vita, alla nostra vita, fratello, sorella. Dio è un Dio di nuove opportunità. E quando arriva la parola di Dio abbiamo due scelte: o noi resistiamo o ne accettiamo. È vero, abbiamo due scelte. Non possiamo rimanere indifferenti quando Dio ci parla. Non possiamo rimanere indifferenti. O rifiutiamo o accettiamo.
Forse stai vivendo un momento di tiepidezza spirituale. Forse stai vivendo un momento dove la tua fede sta venendo a scemare. Forse stai vivendo un momento che dici forse è tutto invano quello che ho fatto fino ad oggi. Dio questa mattina vuole toccare il tuo cuore per risvegliarti. Per risvegliarti. Quanto voglio essere risvegliati dal Signore? Alleluia. Quanti vogliono essere argilla? Un'argilla modellabile, un'argilla purificata, un'argilla che il Signore toglie tutte le impurità, perché l'argilla deve essere lavorata bene prima di mettere sulla ruota. L'argilla deve essere purificata, si deve togliere tutte quelle scorie, tutte quelle cose che possono essere di impedimento, tutte quelle cose che possono creare una rottura. Allora la prima cosa che deve fare il vasaio deve purificare. La prima cosa che deve fare il vasaio deve togliere, estirpare tutto ciò che può essere di impedimento a quell'argilla per ricevere la forma che Lui ha stabilito della tua vita. Allora noi dobbiamo permettere al Signore di dire: Signore, io sono qui, nel mio cuore ci sono questi sentimenti, nella mia mente ci sono questi pensieri, so che queste cose offendono la tua santità, so che queste cose non onorano la tua santità. Io sono qui per essere purificato davanti alla tua presenza attraverso il sangue di Gesù Cristo, e io mi dispongo, Signore, a rimettermi nelle tue mani affinché, Signore, come un'argilla purificata, un'argilla modellata, un'argilla plasmabile possa essere nelle tue mani, un vaso che tu hai stabilito per la mia vita, Signore. Un vaso ad onore, fratello e sorella, per la gloria del Signore, gloria al nome del Signore. Chi vuole essere un vaso d'onore? Che ognuno di noi vogliamo essere dei vasi ad onore nella casa del Signore, è vero? Allora c'è un processo. E come l'argilla riceve un processo, così la nostra vita deve ricevere un processo. E quando il Signore inizia a riprendere l'argilla e a portarla sulla ruota e a lavorarla, il Signore con le sue mani inizia a plasmare, a toccare. Forse Dio sta lavorando in un modo che quello fa male alla nostra carne. Forse la nostra carne si ribella quando il Signore ci sta modellando, il Signore ci sta plasmando, perché la nostra carne vorrebbe fare tutt'altro, ma il Signore è lì che ti sta modellando, ti sta plasmando, e la carne resiste. No, basta, non voglio rinunciare, sono ancora attratto dalle cose del mondo, non voglio mettere la mia vita sull'altare, ma il Signore è ancora lì che ti plasma, che ti tocca, che ti modella. È ancora la carne che grida no, e tu sei lì che il Signore continua a operare, continua a modellarti. Arriva a un certo punto che tu uscirai come un vaso ad onore, perché la forma te l'ha dato Dio, anche se la carne resisteva, ma tu sei rimasto nelle mani di Dio. Sei rimasto nelle mani di Dio. Non hai permesso alla carne di avere il sopravvento, ma tu hai crocifisso la carne con le sue passioni, con le sue concupiscenze. Hai resistito al nemico, hai resistito agli attacchi del nemico, hai resistito alla pressione del nemico, e ti sei fidato pienamente dalla mano del vasaio. Ti sei fidato di lui e dire: sì, mi fido di te, Signore. Signore, sto vivendo questa difficoltà, Signore, sto vivendo questa oppressione, ma io mi fido di te. Non permetterò al nemico, Signore, di fermare la mia vita, ma io non scenderò dalla ruota, Signore, perché nella ruota io uscirò plasmato, modellato per la tua gloria, Signore. Gloria al nome del Signore, fratello, sorella. Allora Dio dice a Geremia: posso io fare questo, o casa di Israele? Certo, Signore, che tu lo puoi fare. È vero. Certo che tu lo puoi fare, perché Dio può fare ogni cosa. Lui è il padrone del tempo. Lui è padrone di ogni cosa, del cielo e della terra. Tutto appartiene al nostro Signore. Si pregava l'oro e l'argento appartiene al Signore. Tutta la terra appartiene al Signore, fratello. Lui può ogni cosa. Gloria al nome del Signore. Allora, vediamo tutto questo anche nella vita di Gesù.
stata spezzata sulla croce. Lui che è il vasaio, lui che ha guarito i lebbrosi, guarito ciechi, moltiplicato pani e pesci, lui che ha fatto cose meravigliose, eppure la sua vita è stata spezzata sulla croce. Ma non è stato la fine. Non è stato la fine. Perché Gesù è risorto. Perché era il disegno di Dio. Era il progetto di Dio. Ecco perché Dio ha un progetto e un disegno specifico per la vita di ognuno di noi. Gloria al nome del Signore. Per ognuno di noi, fratello e sorella. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo questa mattina scuote le nostre vite. Forse hai sentimenti di amarezza, forse hai ricevuto delusioni, tradimenti, e il nemico si sta usando di tutte queste cose affinché questo vaso si possa rompere, affinché questo vaso si possa frantumare. Eppure il Signore ti sta dicendo questa mattina: io voglio fare di te un vaso nuovo, perché io ti amo. Dio amava Israele, ama Israele, perché il suo amore è un amore incondizionato, un amore che l'uomo non può comprendere, come quell'argilla in quelle mani amorevole, perché erano mani amorevoli. Il vasaio non era lì che dolcemente, con amore, stava lì, toccava questa argilla, la modellava con amore. È così che Dio agisce. Dio non ci prende con la violenza, ma Dio ci prende con amore. Dio ci prende con amore. E la sua parola questa mattina è un atto d'amore verso la vita di ognuno di noi. Io questa mattina avevo segnato tanti appunti, ma in questo momento vogliamo alzarci in piedi, fratello, sorella. Forse sta dicendo è finita, ma lo Spirito ti sta dicendo: se torni io ti rimodellerò. Forse stai vivendo un momento di tiepidezza, ma lo Spirito Santo questa mattina vuole soffiare, vuole soffiare, vuole soffiare affinché questa fiamma si possa riaccendere questa mattina. Vogliamo avere un momento di preghiera nel nome di Gesù. Vogliamo permettere allo Spirito Santo di far scendere questa parola nella profondità del nostro cuore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia, Signore. Come argilla, Signore. Come argilla così, Signore, nelle tue mani, Signore. Alleluia, Signore, vogliamo risalire su quella ruota, Signore. Alleluia, Spirito Santo, alleluia, Signore, soffia sulle nostre vite, Signore. Soffia un vento di guarigione, Signore, alleluia. Soffia un vento di risveglio, Signore, nel nome di Gesù. Alleluia, Signore, che il tuo amore possa scendere questa mattina, Signore, che possa, Signore, investire le nostre vite, Signore, che possiamo sentire questo amore che fluisce nel nostro essere, Padre, nel nome di Gesù, Signore, e ne vogliamo rispondere alla tua chiamata, vogliamo rispondere alla tua parola, Padre, nel nome di Gesù, Signore. Vogliamo dire, Signore, eccomi qua, Signore, voglio essere un'argilla
un'argilla modellabile nelle tue mani, Signore. Signore, voglio rinunciare, Padre, a tutte quelle cose che mi attirano, Signore. Voglio rinunciare, Signore, a tutte quelle cose carnali, Signore. Voglio rinunciare a tutti i piaceri che questo mondo mi offre, Signore. Oh, Signore, io voglio prendere la croce ogni giorno e voglio servire Te, Signore. Oh, Signore, io voglio rinunciare alla mia vita ogni giorno, Signore. Signore, per servire Te, Signore. Oh, Padre, nel nome di Gesù, Signore. E questa mattina possiamo fare un atto di fede verso il trono della grazia, dicendo: Signore, io lascerò ogni cosa per servire Te, Signore. Non voglio trattenere nulla, Signore. Non voglio trattenere nulla, Signore. Proprio nulla, Padre. E tutte le cose e i piaceri della carne. Nulla, Signore. Io voglio arrendere ogni cosa nelle Tue mani, Signore. Perché le Tue mani sono mani amorevoli, mani che mi trasformano, Signore, mani che mi plasmano, Signore. Oh, Padre, nel nome di Gesù, che la nostra vita possa risalire su quella ruota. Oh, Padre, nel nome di Gesù, manda un risveglio nei nostri cuori, Signore, e lo Spirito Santo possa soffiare un vento di santità, un vento di santità nel nome di Gesù, Signore. Oh, Padre, affinché possiamo ritornare a avere timore del Tuo nome, Signore. Oh, gloria al Tuo nome. Oh, Signore, che possa scendere un santo timore nel nostro cuore, Signore, verso la Tua santità, perché Tu sei un Dio santo, Signore. Signore, Tu e il Tuo popolo, Tu sei geloso del Tuo popolo, sei geloso della nostra vita, Signore. Signore, perciò hai parlato al Tuo popolo, perché avevano girato le spalle a Te. Tu eri geloso perché volevi il popolo soltanto per Te, Signore. E ancora oggi Tu hai la nostra vita soltanto per Te, Signore. Non vuoi che noi Ti condividiamo con altre cose, ma Tu ci vuoi esclusivamente soltanto per Te, Padre. E nel nome di Gesù, Signore, che le nostre vite oggi possono scegliere di ritornare sulla ruota, perché sulla ruota è il posto migliore, è il posto della trasformazione, è il posto della consacrazione, è il posto dell'umiltà. È lì, Signore, che quello procederà la gloria eterna, la gloria alla Tua presenza, Signore. Oh, Padre, un giorno, Padre, noi getteremo le nostre corone davanti al trono, Signore, e noi grideremo: Santo, 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 Santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della Tua gloria, Signore. Nel nome di Gesù, Padre, soffia un vento di guarigione, di risveglio, nel nome di Gesù. Fratello, sorella, se vuoi ricevere preghiera, vieni avanti nel nome di Gesù. Questo è un momento dove la parola di Dio confermerà nel tuo cuore. Alleluia. Il Signore vuole riaccendere i cuori questa mattina. Alleluia. Il Signore vuole riaccendere i cuori questa mattina. Il Signore mi ha mostrato delle persone che stanno vivendo una tiepidezza spirituale, si stanno spegnendo e non se ne stanno accorgendo. Il Signore ti sta dicendo: io ho mandato la mia parola per te, proprio per te, dice il Signore. Proprio per te, dice il Signore. E io questa mattina voglio soffiare sulla tua vita. Voglio soffiare sulla tua vita. E voglio riaccendere il tuo cuore. Io voglio riaccendere la fiamma che si sta indebolendo. Perché io sono un Dio che non spezzerò la canna rotta. Io sono un Dio che non spegnerò lucignolo fumante. Ma io questa mattina, dice il Signore, voglio soffiare sulla tua vita affinché questa fiamma possa riaccendersi nel tuo cuore e tu possa ritornare a essere zelante per la mia opera, tu possa ritornare a essere un ministro del Vangelo, tu possa ritornare a essere un araldo del regno di Dio. Oh Padre, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù, Padre, che questi cuori questa mattina possono sentire il peso e il desiderio, Signore, di salire sulla ruota, nel nome di Gesù. Alleluia. Fratello, sorella, il regno di Dio è preso dai violenti. Il regno di Dio è preso dai violenti. Non farti fermare dalla timidezza, ma se Dio ha parlato profondamente al tuo cuore, vieni avanti nel nome di Gesù, perché questo è un giorno di una nuova opportunità per la tua vita. È un giorno di una nuova opportunità della tua vita. Forse ti stavi chiedendo: Signore, dammi un'altra opportunità. Il Signore ti sta dicendo: questa è l'opportunità che ti sto dando. Questa oggi, questa è l'opportunità che Dio sta dando alla tua vita. Tu senti questo peso? Senti questa chiamata?
io non insisterò più, perché è una questione tra te e Dio. È una questione tra te e la parola di Dio. Se senti questo, vieni avanti e noi pregheremo per la tua vita, nel nome di Gesù. Alleluia, Signore. Possiamo fare un canto? Benedetto è il tuo nome, Gesù. Alleluia, Gesù. Spirito, riempi la mia vita. Spirito, riempi la mia vita. Riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Magari sei qui e non hai sentito niente. Magari sei qui e dici, ma quello parla in lingue, quello piange, ma io non sento niente. Dio è qui in mezzo a noi. Lui è disponibile qui in mezzo a noi. E anche tu puoi sentire la sua presenza. Canta, Spirito, riempi. Il mondo è freddo, ma noi siamo caldi. Spirito, riempi. Alleluia. Riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare davanti al tuo altar. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare davanti al tuo altar. Spirito, canta di nuovo, riempi, ma canta con il cuore. Spirito, senza di te non viviamo. Alleluia, bisogna di essere pieno di te. Riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Magari c'è qualche vaso qui in mezzo a noi, pastore, che c'è un buchino che sta lasciando andare tutto l'olio che è dentro di lui. Ma noi possiamo chiedere, Signore, lavora in me. Riempie questo buchino che è qui, perché io voglio tenere, io voglio trattenere quello che è tuo
perché tuo voglio essere, Spirito riempimi. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare davanti al tuo altar. La tua ultima opportunità. Le mie. Alleluia. E con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare davanti al tuo altar, all'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere. Al Re eterno, immortale, invisibile ma reale, a Lui rivolgiamo la lode. Incoroniamo te, o Re Gesù, incoroniamo te, o Re Gesù, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Incoroniamo? Incoroniamo. Adoriamo il tuo nome, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo nei miei re che i miei essere, mi tocca i miei. Diremi che mi tocca che i miei. Lascia che Dio ci riempia, lascia che Dio ti riempia, apri la tua bocca, alleluia, parla con il Signore perché Lui è qui. Oh, alleluia, ti adoriamo, Signore Gesù, glorifichiamo il tuo santo nome. Alleluia, 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 gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Oh, alleluia, Gesù è qui. Alleluia, è qui che consola,
che rinforza, che rinnova, che alza, che guarisce. Arabaio Kamasui. Lui guarisce, lui entra nella tua causa, lui parla per te. Non importa come entriamo, sa ciò che importa è come usciamo. Quante volte ho entrato qua portato, ma sono uscito in piedi. Amen? Glória al Signore. Il Signore è buono. Che Dio ci benedica, Dio benedica Pastore Vito per la parola, per la sua vita. Perché, fratelli, non esiste parola potente se quello che parla non è un consacrato. Perché eloquenza non genera nulla, ma è una vita sull'altare di rinuncia, non è perfezione, è la disponibilità di dire: Signore, sono qua, nelle tue mani. Fratelli, Dio è grande, Dio è grande, non dimenticare. Prega e lascia nelle sue mani, Lui farà. Lui farà. A volte noi vogliamo giustificare, noi vogliamo parlare, noi vogliamo dire. Non dice niente. Prega. Prega. Prega e ama. Prega e ama. Alleluia! E il Signore fa. Amen? Gloria a Dio. Ringraziamo il Signore per questa mattina. Il 18 è stato il compleanno della Paola, la mia mamma. Eccola. E vorrei fare una preghiera per lei, che è la mia pecora. Io ho detto: io sono suo figlio, ma sono suo pastore, e adesso che è vedova sono suo padre. Chi comanda sono io. Io chi comando. E vorrei invitarla qui per ricevere una preghiera e un versetto. Vieni Priscilla con lei. Vinicius, vieni Vinicius. Mio fratello che parte il 4 marzo in Brasile, e lei è già non tanto triste perché ci sono io, no? Ma noi ringraziamo il Signore perché i giovani sono impegnativi, i giovani. Ma dobbiamo pregare e amare. Amen? I giovani hanno bisogno di essere amati. Inonda di amore. Ma l'amore, Gesù ha detto anche che castiga e corregge. È così o no? Chi ama, castiga e corregge. Quindi inonda di amore. Perché con la preghiera e con l'amore vedrai che andrà tutto bene. Amen? Gloria al Signore. Quindi vorrei lasciare per la mia mamma il versetto che c'è in Proverbio 27 e 27, che ci sia molto latte di capra. Amen? Che il Signore ti abbondi di latte di capra. Ma che versetto è questo? C'è una storia in tutto questo versetto, perché sono le capre montesi che non erano allevate, e per prelevare il latte di queste capre era un grosso lavoro, ossia quel latte era prezioso. Prima perché loro abitavano sulle montagne altissime. Loro salgono dove gli umani non salgono. E quello che desidero per te, mamma, è che il Signore ti dia quello che è prezioso, che gli uomini non raggiungono, ma che Lui ha per te. Amen? Un marito non più, ma quello che il Signore ha preparato per te, per la tua vita, e noi siamo qua tuoi figli, per chiunque ti guardi, noi saremo lì. Chi stai guardando? Questa giovane, ma è la nostra figlia adesso.
Amen. E quindi è questo versetto che vorrei lasciare per la mia mamma, e ringraziando la Chiesa per l'accoglienza che avete dato a lei, per l'amore che date a lei e per la considerazione che avete per lei. Sono molto felice perché non è solo la mia mamma, ma è una operatrice di Dio, una collaboratrice di Dio. Amen. Che è questo anche il tema della nostra conferenza delle donne di quest'anno che avremo. È sorpresa, rivelata. Noi faremo ancora la riunione con tutti, ma mi conoscete già, no? Io sono così. Io sono fatto così, mi supportate, perché io vi supporto, voi mi supportate e così è. E approfitteremo il 1° maggio che avremo il nostro raduno e invece di fare una chiusura normale faremo la conferenza delle donne, che saremo già tutti qua, allora si farà la conferenza delle donne con questo tema. Ma anche gli uomini parteciperanno, ma le donne saranno, e quindi è il tema che ha scelto la missionaria per le donne è questo, Romani 16, che parla dei collaboratori che hanno collaborato con Paolo nel Vangelo, e fra loro ci sono le donne. Allora le collaboratrici del Vangelo, è questo il tema. Voi siete collaboratrici del Vangelo. Amen. Quindi che Dio vi benedica. Preghiamo per la Paola, mia mamma, e ringraziando il Signore per ogni dono, per tutto che ha fatto. 28 è il compleanno di Daniela, ma noi pregheremo il 1° marzo, un giorno dopo, perché lei non è tacchino che si abbatti prima. Quindi noi faremo la preghiera il 1° marzo, che è la cena del Signore. Pregheremo per lei anche, che è una collaboratrice del Vangelo anche con noi dal primo giorno fino adesso. Che Dio ti benedica, Daniela, insieme a tuo marito. È Daniele, ma è Daniela in Italia. Daniela, insieme a tuo marito Maurizio, diacono Maurizio, e tutti i fratelli. Preghiamo per loro oggi, ora extra, ma sarete pagati. Amen. E io non so se è pronto, ma abbiamo portato io volevo portare un regalino a tutti, no? Un pensierino a tutti di Portogallo, ma ho guadagnato un vassoio di baccalà, io ho detto quello sarà il pensiero a tutti. E quindi dopo la preghiera, chi vuole stare con noi, che non è nostra abitudine più fare l'agape tutti i culti, ma oggi per causa del nostro ritorno, per celebrare anche il compleanno della mia mamma, vogliamo offrire questo alla Chiesa. Però la domenica della cena è nostro agape, ognuno porti un pollo, un tacchino, una mucca, un cavallo, un asino, portate, e mangeremo, apriamo la porta e chiamiamo quelli che sono fuori, veniamo tutti. Amen. Quindi domenica della cena ognuno porti qualcosa per nostro agape. Non voglio che nessuno dica non rimarrò. È una volta al mese, e quindi è un momento di comunione e condivisione. Insieme anche il 20 ha compiuto anni, pochi anni, Pastore Vito. Amen. 32 che servi nel ministero. Ma ha compiuto pochi anni Pastore Vito, e approfittiamo questo momento per celebrare anche il suo compleanno con la Chiesa qua a Firenze, e siamo felici per la sua vita, per la vita della Giuliana e per tutti i fratelli, per la sua famiglia, perché è una famiglia preziosa. È la Tabita, è Jonathan, è Giorgia, Isaia, Elena, Nicola, Luciano, Ludovica, Vittoria e Osea. Avete bisogno di conoscere Osea, un personaggio, Osea. Quindi
questa famiglia missionaria che serve al Signore, vorrei lasciare per la tua meditazione, pastore, il versetto che è 41 di 43 e 19 di Isaia, che dice: ecco, io faccio una cosa nuova. Amen? Stamattina, quando pregavo, dicevo: Signore, voglio lasciare un versetto per pastore Vito. Mi è venuto proprio questo versetto di Isaia 43, 19, che dice: prima il Signore dice, io sono il Signore che opero tutte le cose. Allora Lui è capace, potente e pronto ad fare cose nuove. E quindi che questi tuo fine di metà cent'anni, perché stai arrivando alla metà, metà secolo, lui diventerà un secolare. Ma allora, che in questo nuovo ciclo cose nuove da parte di Dio sorgeranno per te e per la tua famiglia. Come tu dici, una fresca unzione. Amen? Gloria a Dio. Vieni che vogliamo pregare anche per te, per la Giuliana, e ringraziamo anche Gianluca che è con noi. Che Dio ti benedica per tutto questo viaggio. Amen? Preghiamo insieme, fratelli, per loro. Vieni Gianluca, che è anche il figliolo. Stendete le mani. Chi? No, fichi quieta. Ieri è anche il suo compleanno. Allora compleanno, auguri Gianluca, ma vedi, fra poco farò il matrimonio di questo ragazzo. Amen? Gloria al Signore, gloria al Signore. Preghiamo ringraziando Dio per questa opportunità e per la vita dei nostri fratelli che hanno compiuti anni nella presenza del Signore. Amen? Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti, lodarti e benedirti per tutto ciò che ci hai fatto oggi, questo giorno. E la tua parola dice che questo è il giorno del Signore, rallegriamoci in essi. Signore, ti ringrazio per la vita di Gianluca, per la vita del pastore Vito e della sua famiglia, la missionaria Giuliana. Ti ringrazio, Signore, per la vita di Paola, mia mamma. Signore, grazie per tutto quello che tu hai fatto, per tutto quello che sei, per tutto quello, Signore, che tu hai operato nella loro vita, perché noi, Signore, non siamo niente senza di te, perché nello stesso modo che non possiamo fare niente senza di te, noi non siamo neanche niente senza di te, Signore. Tu sei tutto nella nostra vita, e se noi, Signore, oggi abbiamo casa, come dice la tua parola, è perché abbiamo trovato in te rifugio e fortezza. Signore, tu hai protetto e proteggerai ancora, Signore, la loro vita e il loro futuro. Signore, come hai detto nella tua parola, cose preziose tu hai riservato, e anche, Signore, cose nuove tu hai riservato. Signore, che tu possa sorprenderci con la tua gloria, con le sorprese che tu prepari, perché come Anna è arrivata in quel tempio dicendo: Signore, sono amareggiata, e tu hai risposto la preghiera amareggiata. Non arrabbiata, amareggiata. Era piena di amarezza, di tristezza, ma non era arrabbiata. Lei chiedeva perché sapeva che tu le ascoltavi, e so, Signore, che tu ci ascolti. Io so che tu ci ascolti, perché noi siamo popolo tuo, noi siamo pecore del tuo gregge, Signore, e sono sicuro che tu ci ascolti. Ma ti prego per la tua bontà, misericordia e infinito amore, che tu possa rispondere alle preghiere che facciamo stamattina, chiedendoti, Signore, salute e vita abbondanti per i nostri fratelli che hanno compiuti anni. Signore, benedice il tuo popolo, sia con noi, nel nome di Gesù, oggi per sempre. Noi diciamo amen, amen e amen. Gloria al Signore. Diacono Maurizio, domenica c'è una testimonianza per darci. Amen.
Glória a Dio. Domenica, il 1 marzo, lui ci porterà una testimonianza. Oggi il tempo non è stato possibile, ma domenica sarà l'occasione. Amen. Che Dio vi benedica, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi per sempre. Noi diciamo amen, amen e amen. Una buona settimana a tutti, e chi vuole